Cari amici di Maratona Veneta, buondì e buon mercore. La parola d'anco, la è la parola meso, no? Fare in due mesi, in due metà. Questa parola qua, ha diversi significati, in Veneto, ma anche in italiano in questo caso, e la vuol dire sia una metà parte, una mesana, quindi meso tocco de, ma anche meso, in tal senso di un meso per arrivare a un fin, un meso per fare qualcosa. E sta parola qua la ne ricorda a cosa che serve la lingua. La lingua è un meso di comunicazione. Ma cosa vuol dire meso? Se noi analizziamo, non voglio dirvi qual è l'etimologia, magari tante volte lo sa già, ma voglio farvi vedere come che le varietà interne della lingua veneta, ciapando per esempio questa parola qua, le può aiutarne a versa la visione su tutte le lingue e anche addirittura andare a intuire o a consolidare l'intuizione a riguardo dell'etimologia di questa parola. Allora, segnate che domandiamo a mi intanto la mia esperienza del Bassanoto, so che in te zone del Pedemontana, insomma Vicentina, ma mica solo. Potremmo dire meso o anche medo. Dove sei che lo scrivo? Scrivo sopra. Meso, ma anche medo. Boh. Roba strana, come parli sti qua, meso, se meglio meso, non lo so. Intanto registreremo quello che c'è. Vogliamo registrare anche cosa altro che catemo in volta. Catemo i beumat che dice meso, con la z, con l'interdentae. E quella là, modernamente, la scrivemo cosita, con la DH, meso. Quindi sta qua è una D normale, medo, e sta qua è una D interdentae, meso. Bon. E sta qua è la nostra Z veneta. Ne abbiamo però anche un'altra varietà veneta che dice qua mezzo, che gli altri rappresentiamo modernamente in questa maniera qua. Perché sta qua esattamente se la pronuncia, se la Z di Godzilla, vi ricordate? Z. Quindi mezzo, mezzo, meso, medo. Allora, se uno è il ciapa, cambio colore, se uno il ciapa e mette in colonna sta parola, ecco, le varietà di sta parola, se incorsiamo, dopo che ne sia anche delle altre, che se qui che perde la vocale finale, ma stiamo su queste perché dopo succede un'altra roba che è di sonorizzazione, ma andiamo avanti su questo, sta forma base qua. Medo, meso, mezzo, meso. Vediamo che rappresentando esattamente la pronuncia ste varietà venete le si chiama una con che altra, premesso che le varietà venete non si è mica detto che le sia perché che sia una varietà tra un comune che altro tra una zona e che altra, e ora quei a Treviso che dice meso, i coglionea quei da Olerzo che dice mezzo, o quei da Zeia che dice mezzo, no? E stessa roba succede a Vicenza, perché a Vicenza gli dice meso e invece, non so, sotto i coi berghi gli dice mezzo. O anche stessa roba capita a altri bassanotti che diciamo meso e diciamo che quelli dell'alta Val Sugana dice mezzo. O a Verona stessa roba, no? A Verona dice meso, però i coglioni a quelli da, non so, da Serena che dice mezzo. Ecco, abbiamo a mezzo e un poco dappertutto in tel Veneto che sia ancora la memoria del medo. Queste quasi tutte quante varietà venete possibili, ma vediamo che le si chiama una con che altra. Se gli altri descrivemo quello che ognuno dice, quindi ognuno continuerà a scrivere quello che lo ripronuncia, a patto che scriva proprio quello che pronuncia, e la scrittura la evidenzia che evidentemente qua che dei rapporti interni ben solidi, no? Sta D, la Gesè, quindi sta Z, che sembra stramba, in realtà la ne fa come da aneo de scambio tra le varietà venete. Qua siamo solo a descrivere quello che si pronuncia. Dite questa roba qua, da dove è che voglio arrivare? L'origine, l'etimologia della parola meso, e quindi anche di tutte le varietà, la se è il latino medium. Dunque, il plurale sarebbe media, quindi i mezzi di comunicazione, medium, il medio, il dito medio, non vi faccio vedere se no verrà bene,
Ecco, ma per farvi capire che se i beumati dice mezzo, o se sti qua pronuncia mezzo, o sti qua dice medo, anche a me, anche i menoni, i genitori, e meso è lei, quello che se venisse fuori a P normalmente, più frequentemente in Veneto, ma non è che sia, come si dice, una roba fuori da testa, dire, dopo la D, perché la gasera sa ente l'originale. E ora vedi che tramite varietà venete andiamo addirittura a consolidare e a capire che la lingua la è un meso e dunque ha il carattere di medianità, cioè da essere, o mediaità, da essere medium, cioè da essere un intrameso tra me e ti che siamo io a parlare. Va bene? Ecco, fatta anche la puntata di Anco. Andiamo avanti con la nostra maratona, dunque domani avremo l'episodio 80 sie. A posto. Comincia a ascoltarsi il metro qua. Arriviamo. Va bene, ciao a tutti, se vediamo domani. Grazie a tutti quanti. Commentate sotto se avete qualcosa da zontare, che sono curioso di sapere cosa che ne pensate di questa visione aggregata, insomma, della lingua veneta, mantenendo tutte le varietà, non perché vogliamo fare i conservatori delle varietà antiche, ma perché è utile e importante che riconosce che tutti fa parte della stessa famiglia e che tutti apportano una conoscenza fondamentale. Così il Veneto diventa una chiave per versersi alla conoscenza linguistica del mondo. Ciao!